L'importanza di Aquileia e dei suoi reperti archeologici per l'intero Friuli Venezia Giulia è stata ribadita dall'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti a Udine in occasione della presentazione della ricostruzione multimediale dell'aspetto antico di Aquileia realizzata a scopo turistico e divulgativo. Torrenti ha altresì affermato che la Fondazione Aquileia rappresenta una struttura strategica per il presente e per il futuro della regione. Il progetto, che consente di accedere in internet attraverso il portale della Fondazione www.fondazioneaquileia.it ad un percorso atto ad illustrare con video e immagini l'aspetto originario di Aquileia, antica e fiorente città romana, secondo Torrenti rappresenta un salto di qualità nella valorizzazione del sito archeologico. Anche in considerazione del fatto che non sono molti i siti archeologici che propongono le rispettive ricchezze storiche al grande pubblico attraverso le nuove tecnologie. Il progetto della Fondazione Aquileia sarà completato entro l'anno con ulteriori elementi tecnologici in web che consentiranno ai visitatori dei resti della città di fruire delle applicazioni per la telefonia mobile attraverso la realtà aumentata. Per esempio, sui tablet saranno accessibili le immagini delle ricostruzioni dei manufatti che oggi, dopo le distruzioni delle invasioni barbariche e il prelievo dei materiali nei secoli successivi, si trovano al cosiddetto livello zero. Sono infatti riconoscibili le sole fondamenta, per esempio dell'arena o della basilica originaria. Il progetto della Fondazione, ha concluso Torrenti, concorre ad incrementare il flusso di turisti e di ricercatori ad Aquileia in Friuli Venezia Giulia e conseguentemente ad incrementare il ritorno economico derivante dalla valorizzazione dei siti archeologici.